Non si sa da cosa sia partito, ma in pochissimi minuti è divampato per tutta la collina. 15 minuti. È stato questo il tempo bastato a un incendio per mangiare un'intera zona collinare a Molvena. La prima chiamata ai soccorsi, attorno alle 15:10, e già poco prima della mezza, le squadre dei pompieri di Bassano, Schio, Asiago e Vicenza erano lì a circoscrivere le fiamme, proteggendo la zona boschiva e le abitazioni nelle vicinanze. È partito un incendio dalla parte bassa qui di parte alta di Via Andriani, che ha colpito fin da subito i terreni a nord, perché appunto e con il vento l'ha portato subito a monte. Fortunatamente sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno contenuto il problema, che appunto, come vedete, quasi 2 ettari di collina completamente bruciata. 16 operatori, 2 autopompe, 4 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Un lavoro di squadra che ha limitato i danni di un incendio che poteva essere ancora più vasto e pericoloso, soprattutto considerando le abitazioni a pochi passi dalle fiamme, protette dal pronto intervento dei soccorsi, ma anche dal lavoro dei residenti. Proprio per l'intervento intempestivo dei vigili del fuoco e anche di qualche cittadino che prontamente ha in qualche maniera tamponato la situazione, voglio ringraziare. C'è stata gente che ha tirato fuori il trattore per tagliare, per fare i margini, e io portavo su acqua per dare a bere ai vigili del fuoco, e più di così, guarda, le fiamme erano alte. Era paura. Sì, tanta. È stata una vera e propria veglia nella notte, quella dei residenti e dei volontari della protezione civile, che hanno dato l'allarme alla vista di nuovi focolai. I vigili del fuoco sono intervenuti 3 volte, oltre alla giornata di ieri, anche stanotte appunto, e 2 volte questa mattina. E sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per capire l'origine dell'incendio. Diciamo che è abbastanza improbabile che sia partito da solo, quello sì.